Al trofeo delle province di Jesolo non poteva mancare il presidente regionale del CONI, Gianfranco Bardelle, che dalla manifestazione pallavolistica trae spunto per lanciare un'idea ancora più grande. È una grande festa, poi vedere questi ragazzi che competono in maniera così bella, così divertente, integrandosi, gioendo anche chi perde, gioisce per chi vince. Noi dobbiamo mandare questi messaggi proprio di questi giovani. La pallavolo ci sta aiutando tantissimo. Io mi auguro che questo venga preso ad esempio anche nelle altre federazioni e io spero che riusciamo finalmente a fare quel grande progetto delle piccole Olimpiadi del Veneto. La pallavolo ci darà sicuramente una mano, ma dobbiamo convincere anche le istituzioni pubbliche. Abbiamo questi bellissimi impianti di Jesolo, di queste località che ci aiuterebbero, dobbiamo solo avere dal vertice un segnale positivo. Ma passiamo alla finale femminile. Previsto e confermato lo strapotere della formazione di Venezia, che ha vinto sconfiggendo in finale Vicenza. Ovviamente loro sono molto brave, è stata una bella esperienza per noi e spero per loro. 5 sesti della squadra sono comunque state finaliste provinciali, finaliste regionali, quindi sicuramente è un'altra esperienza che si aggiunge al loro bagaglio e spero sia solo una delle tante. Ecco quant'è la soddisfazione per le atlete veneziane. Tanta, perché insomma abbiamo lavorato tantissimo per questo e quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Le ragazze di Venezia sono riuscite in pochi giorni ad instaurare un grosso legame fra di loro. È stata una bella soddisfazione e ci siamo impegnati tantissimo per avere questa soddisfazione, perché siamo partiti bene o male un po' staccate una dall'altra perché non ci conoscevamo bene e alla fine siamo riusciti a fare gruppo. Tra le giovanissime venete, le società di Jesolo e San Donà sono sicuramente al top regionale. Ecco quindi che unendo le forze il primato non può che essere confermato. Le ragazze sono state bravissime, diamo gran parte del merito a loro e ai loro allenatori. Noi abbiamo solo avuto così il pregio di riuscire a guidarle bene in quelle piccole cose che servivano per farle rendere. Il merito è soprattutto loro e spero che si siano anche tanto divertite, perché è un'esperienza unica che fanno quest'anno e l'anno prossimo sono fuori età, non la faranno più. Miglior giocatrice dell'intera manifestazione è stata Letizia Carron dell'Union Volley Jesolo. Jesolo, San Donà e altre società di Venezia hanno avvicinato le proprie ragazze abituate ad affrontarsi durante la stagione soltanto da avversarie. Anche se siamo rivali siamo molto unite adesso, abbiamo passato 3 giorni insieme, molto unite, è bello lo spirito, uno spirito proprio di squadra, attaccate. Soddisfazione anche per il presidente di casa, per l'organizzazione riuscita e per il premio di MVP ricevuto dalla sua atleta. Una bella manifestazione con un finale avvincente e felice per noi, in quanto il 50% della squadra è formata dalle nostre ragazze e dopo la gioia che una delle nostre abbia preso il premio di miglior giocatrice. Ecco, questo è Jesolo. Una città che ospiterà i prossimi campionati Under 16 e poi i mondiali e che dà sempre il benvenuto a tutte quelle atlete e atleti che vogliono farsi vedere e farsi notare nel nostro paese. Se Venezia gioisce, Vicenza, seconda classificata, non è da meno. È un secondo posto un po' inaspettato, noi puntavamo ad arrivare tra i primi 4, sapevamo di avere una buona squadra, però la semifinale contro Padova era una partita tosta, siamo riusciti a venirne a capo bene, vinta 2-0, anche recuperando in più punti degli svantaggi notevoli. Siamo arrivati a questa finale e ce la siamo giocata per quanto abbiamo potuto, loro forse erano uno scalino sopra, però se la siamo giocata insomma. Il secondo posto è stato accolto con grandissima soddisfazione anche dalle ragazze vicentine. Per noi è molto importante questo secondo posto perché non ci aspettavamo così di arrivare proprio seconde. Era bello anche se avevamo prime, però vabbè, ci siamo impegnati lo stesso. Siamo divertite comunque, però va bene comunque lo stesso. In realtà, man mano che si procedeva con le gare, le ragazze di Vicenza hanno capito che si poteva arrivare alla finale. Sì, ce lo aspettavamo perché abbiamo lavorato sodo in questo tempo e veramente anche i nostri allenatori sono sacrificati anche per aiutarci ad arrivare a questo risultato che ci siamo meritate. Ecco allora qual è il bilancio finale del presidente del comitato di Vicenza a proposito delle sue selezioni. Molto positivo perché siamo stati veramente soddisfatti di un'annata in cui sono state fatte molte cose con la nostra rappresentativa
I nostri allenatori hanno avuto sotto le mani un bel gruppo compatto, tecnicamente evoluto, e di questo dobbiamo ringraziare le società vicentine che ci hanno dato a disposizione veramente un gran materiale su cui lavorare. In classifica finale il terzo posto femminile è andato a Padova, il quarto a Trento, il quinto a Verona e dietro tutte le altre. Per Padova il terzo posto forse sta un po' stretto, ma è comunque un piazzamento di tutto rispetto. Il risultato per quanto riguarda Padova ci aspettavamo forse qualcosa di più, perché hanno fatto molto bene le ragazze durante tutto l'anno, hanno risposto ad ogni nostra richiesta di allenamento, ci siamo qualificate e siamo arrivate prime e quindi sinceramente c'era qualche speranza in più. Però abbiamo giocato una semifinale con tanta paura e questo ha fatto sì che il risultato di 2-0 sia stato comunque meritato dal Vicenza. Il trofeo delle province 2009 ha sottolineato un aspetto, almeno guardando i risultati. Padova, Venezia e Vicenza sono le province che hanno dimostrato maggior qualità a livello giovanile. Sembra di sì, sembra che sia questo il triangolo delle province che lavorano nelle selezioni e i risultati lo dimostrano. Archiviato il trofeo delle province, la grande estate di Jesolo proseguirà con le finali nazionali di Under 16 femminile in programma a giugno e di mondiali pre-juniores maschile di fine agosto. Questa è stata la prima manifestazione, ne avremo altre, ci attende una stagione, un anno particolare, Jesolo in prima fila, ma abbiamo visto anche oggi alle premiazioni l'amministrazione comunale presente, disponibile, e quindi è un grande aiuto anche per l'attività nostra di pallavolo.